stata una partita difficile, lo sapevamo, Mantova ci ha messo in difficoltà, soprattutto in battuta dove è una delle squadre migliori del campionato, anzi di tutti e due i campionati, sia blu che bianco, quindi si è visto in campo, abbiamo dovuto giocare sempre con palla più o meno staccata, quindi anche il loro muro e la loro difesa ha trovato buon gioco, con i nostri attacchi non sono riusciti ad andare a terra. Questa è una partita che è tosta, che purtroppo è andata male. L'unica pecca che posso trovare ai ragazzi è che non ci hanno creduto fino in fondo. Sono stati un po' troppo nervosi quando le cose andavano male e si sono un po' disuniti. Cercheremo di lavorare anche su questo aspetto in settimana e nelle 2 settimane che vengono, perché ormai la prossima partita sarà il 30, quindi abbiamo tempo per leccarci le ferite e ricominciare più forti di prima. Il bilancio di questo giro d'andata ovviamente è ottimo, abbiamo un secondo posto sicuro, una qualificazione in Coppa Italia. All'inizio dell'anno nessuno se lo aspettava, però possiamo dire che dopo questa cavalcata finire con 2 sconfitte lascia un po' da amaro in bocca, quindi per la mentalità che abbiamo acquisito ci manca qualcosa, quindi cercheremo come sempre di lavorare più a fondo per limare questi dettagli.